Siamo con Riccardo Milani al Bifest, qui per presentare Il posto dell'anima, un film che parla di lavoro, dignità e comunità. Partiamo proprio da qui, che effetto fa tornare oggi a questo film? È cambiato il tuo sguardo su quel film oppure senti che parla ancora esattamente al presente? Ma no, il mio sguardo sul film non è cambiato, io trovo nel film la stessa attualità che, ahimè, il paese ci presenta, quindi né è cambiato il mio atteggiamento non solo nei confronti del film ma nei confronti del cinema. Io faccio un film adesso che racconta in parte anche temi che stanno dentro questo film che è di 23 anni fa, quindi è il tema della salute. Quindi non è cambiata la passione per questo mestiere, anzi è aumentata ed è aumentata anche la passione per il mio paese, quindi cercare di raccontarlo. In questo senso non mi sento cambiato, anzi penso di aver allora seminato e adesso un po' raccolto la stessa convinzione, la stessa caparbietà nel raccontare le cose che racconto. Il film racconta di una battaglia collettiva ma anche molto molto intima. Secondo te oggi il cinema riesce ancora a raccontare il lavoro e le sue fragilità con questa stessa profondità? Ma io spero sempre di sì, ovviamente. Io credo che questo film sia anche in parte un piccolo esempio di coraggio, perché il tema è scomodo, la salute sul posto di lavoro è un tema scomodo, la perdita del lavoro è un tema scomodo e molto spesso noi viviamo come uno stallo autocensorio, no? Per cui alcuni temi vanno un po' evitati, no? Spesso si dice, no, che alcune cose per il pubblico sono meno indicate che altre. Io penso che sia invece la battaglia questa, quella di raccontare le cose come stanno, col coraggio, quindi il coraggio è una qualità enorme anche per chi fa questo mestiere, non solo, ma insomma, ecco, nella vita in generale, però anche per chi fa il mio mestiere. Nel tuo cinema c'è sempre un equilibrio tra impegno e accessibilità, tra racconto popolare e riflessione. È una scelta consapevole o è semplicemente il tuo modo naturale di guardare il mondo? Ma è il mio modo di guardare il mondo, sì, io devo dire, io adesso nel mestiere che faccio racconto le cose che ho maturato da quando ero ragazzino in poi, quindi il mio sguardo sulle cose della vita, sulla società che ho vissuto, sui tempi che ho vissuto, quindi, e sui tempi che sto vivendo e che vivrò, quindi, e che vivranno anche le mie figlie, quindi mi interrogo sul passato e mi interrogo sul presente e sul futuro del paese. Quello che cerco di fare è mettere al centro gli esseri umani. Io penso che questo sia un po' la chiave di tutto alla fine, ma condensandola in una definizione, rimettere al centro di tutto gli esseri umani. Negli ultimi anni i tuoi film hanno trovato un pubblico molto ampio, penso anche a quelli più recenti. Ti senti cambiato come regista o sei sempre lo stesso di sempre? Guarda, no, e affronto ogni film come se fosse il primo, sempre. Non sono cambiate le passioni per cui vengo spinto a fare un film piuttosto che un altro, l'attenzione alle cose del mondo è rimasta la stessa e la rabbia è rimasta la stessa, anche la voglia di divertirmi e di divertire è rimasta la stessa, quindi no, non mi sento cambiato, mi sento casomai privilegiato ad aver instaurato col pubblico un rapporto di fiducia, questo sì. La gente si fida un pochino e io cerco di ricambiare la fiducia, ecco, non cerco di fare altro. Bello, bellissimo questo bel rapporto che c'è con il pubblico. A proposito di questo, tornando al Bifest, che valore hanno oggi i festival, soprattutto in Italia, per un cinema con il tuo che dialoga tantissimo con il pubblico? Ma io penso che i festival debbano servire a questo da sempre, insomma, ad allargare gli orizzonti del cinema, quindi ad accontentare gli appassionati, ma anche a coinvolgere quelli che sono meno appassionati, quindi quelli che sono più distanti. I festival hanno una funzione enorme, ma il cinema è questo, la sala cinematografica è questa. Adesso c'è un pubblico lì qui al Petruzzelli che sta in sala e che riempie la sala per un film di 23 anni fa. E questa è una cosa che emoziona, al di là del fatto che sia il mio, è una cosa meravigliosa, una cosa bellissima, è un rito sociale questo, non è... Insomma, è la socialità che non troviamo spesso fuori, no? Quella di condividere uno accanto all'altro un'emozione, una risata, sentire le reazioni, vedere la lacrima, no, sul viso di una persona vicina, sentire, percepire che c'è qualcosa che vibra in quel momento. Ma questo è quanto di più sociale si possa pensare, e quindi i festival hanno un'importanza enorme. Grazie, grazie mille. Grazie.